2022 inizia con una buona notizia: la Dunata nazionale si farà a maggio a Rimini San Marino. Lo ha comunicato ufficialmente il presidente nazionale Sebastiano Favero. Premio Res Publica 2021 all'Associazione Nazionale Alpini. La giuria ha assegnato il riconoscimento per l'area Protezione Civile all'ANA e congiuntamente al generale Figliuolo. Il generale Biagio Abrate, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2011 al 2013, dopo il congedo ha scoperto la passione per la scultura, nei suoi bassorilievi, sentimenti e pensieri di una vita intera. È dedicato al 150° del Corpo degli Alpini il calendario storico dell'ANA 2022, 12 mesi in 24 pagine per raccontare, anche attraverso immagini inedite, la storia di questo corpo dal 1872 ad oggi. Dopo 3 anni io credo sia giusto e concreto pensare a una Dunata, magari con alcune limitazioni, speriamo le più minime possibili, e abbiamo proprio pensato anche ai luoghi in cui saranno fatte le cerimonie proprio anche in funzione di questo. È la notizia che gli alpini di tutta Italia speravano di sentire. La Dunata nazionale a Rimini San Marino a maggio si farà. È la prima comunicazione ufficiale del presidente Favero di questo 2022, che arriva dopo una serie di incontri e valutazioni, dopo mesi e mesi di eventi annullati, ma di tempo investito a favore della comunità. Diciamo che noi comunque con questa pandemia certamente abbiamo avuto dei problemi, soprattutto per i nostri più anziani, soprattutto per quella forza e quella disponibilità che c'è in tutti i nostri gruppi di condividere, di trovarsi assieme, che è stata estremamente limitata. Ma dall'altra parte, lasciatemi dire, c'è stata anche una risposta concreta nell'aiutare in quella seconda parte, perché noi abbiamo una parte che è quella della memoria e della condivisione, ma la seconda parte è quella della disponibilità del volontariato e quindi della risposta, soprattutto per chi ne ha bisogno. Io credo che gli alpini, l'Associazione Nazionale Alpini, si è comportata veramente in modo egregio, e così vorremmo fare. Così vorremmo che fosse anche questa Dunata di Rimini, proprio la conclusione, il sigillo a questo nostro atteggiamento di grandissima disponibilità. La Dunata si aprirà giovedì 5 maggio con l'alzabandiera presso lo stadio di Rimini. Sabato sarà concentrata a San Marino, ad iniziare dall'incontro del mattino con le delegazioni estere. La sfilata domenica mattina nei grandi spazi del lungomare. Questo l'abbiamo fatto proprio perché abbiamo questa ferrea volontà comunque di fare questa Dunata. Ripeto, noi speriamo che possa essere fatta senza alcuna limitazione, ma se ci saranno limitazioni ci adegueremo a quelle limitazioni e faremo in modo di organizzare una Dunata che comunque sia all'altezza della situazione, ricordando che quest'anno sono i 150 anni della Costituzione del Corpo degli Alpini e che ci sono anche i 100 anni della sezione bolognese romagnola. Quindi io credo che tutti insieme sapremo essere capaci di trovarci, di rispettare le norme, ma di fare una grande Dunata. Premio Res Publica 2021 all'Associazione Nazionale Alpini. Il riconoscimento, istituito per la prima volta nel 2017 dall'Associazione Buon Governo e Senso Civico, è stato consegnato nelle mani del presidente Favero nella sala Ghislieri, nella città di Mondovì. La giuria, presieduta dal dottor Antonio Maria Costa, già vice segretario dell'ONU, ha assegnato il premio per l'area Protezione Civile all'ANA e congiuntamente al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. La giuria del premio Res Publica è onorata di attribuire il premio per il comparto Protezione Civile all'Associazione Nazionale Alpini, che ha elevato il desiderio di aiutare il prossimo a imperativo morale. Grazie mille. Noi apprezziamo il fatto che gli alpini per definizione sono giovani o comunque sono sempre giovani e l'associazione mira appunto a quello, a risvegliare nei giovani la forza e il coraggio che ha sempre caratterizzato gli anziani alpini e noi vogliamo fare lo stesso. Speriamo di creare tra i giovani non militari, tra i giovani nelle scuole, nelle università, quel senso civico analogo a quello che gli alpini hanno dimostrato nella loro specialità.
La volontà di proporre valori chiari e profondi come linee guida per la condotta del proprio operato, stimolando i giovani affinché si sentano parte della vita civica, è da sempre uno degli obiettivi dell'ANA ed il premio Res Publica non fa che confermare che i volontari con la penna hanno intrapreso la giusta strada. Volontari che anche in questo momento pandemico hanno dato la loro disponibilità e hanno dimostrato veramente l'attaccamento al senso del dovere e al senso della solidarietà. Ecco, sono quelle cose importanti, è quel senso civico, quella disponibilità che dovrebbe essere comune a tutti. Io credo che gli alpini su questo hanno dato ancora una volta all'Italia un segno e un simbolo, se vogliamo anche una lezione di come ci si deve comportare. Esistono passioni ed abilità che quasi per una vita intera restano nascoste, latenti, in secondo piano, quasi a non voler portar via attenzione ed energie a chi è impegnato altrove. Poi arriva il giorno in cui prendono il loro tempo, o forse siamo noi a concederglielo. Così è accaduto al generale oggi in pensione Biagio Abrate. Una lunga carriera militare la sua che lo ha portato ai vertici della gerarchia nel ruolo di capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2011 al 2013, che per la prima volta ha esposto a Bassano nella mostra Sentimenti e pensieri i suoi bassorilievi realizzati dopo il congedo. Abituati a ritmi di vita e di lavoro straordinari, poi ci si trova con tanto tempo libero, ma il tempo si abbina bene con la memoria. Allora avevo più tempo per pensare, più tempo per ragionare, mi venivano alla mente tutte le sensazioni, i ricordi di quando ero bambino, di quando ero piccolo e anche quelli forti di quando ero militare, quindi dei miei militari. Allora ho pensato, due anni dopo, nel 2015 per la prima volta, ho pensato di fare qualcosa che potesse rimanere anche ai miei figli e ai miei nipoti. Nelle sue sculture scene di vita quotidiana immortalano un tempo ormai passato, ma ancora intatto nei ricordi del generale Abrate, anche quelli più lontani da bambini, quando uno scalpello divino ancora doveva scolpire il suo carattere e la sua anima. La religione era pregnante per noi da giovani, veramente era la nostra scuola, le fondamenta per il futuro della vita ce le ha date il parroco, ce le ha date la maestra. A scuola sono state cose semplici, però sono quelle vere che contano e che mi hanno poi consentito anche di fare tutta la carriera. Naturalmente la fortuna e la provvidenza hanno fatto la loro parte, perché ci vogliono anche quello. Accanto ad ogni scultura un pensiero semplice, uno spunto di riflessione come una cornice che delinea i tratti più significativi dell'opera stessa. Ho modificato l'atteggiamento, per esempio, dei soldati romani, di quello che pianta i chiodi, ho messo anche il pensiero di quello che è costretto a piantare i chiodi, perché sta eseguendo un ordine, non è una cosa che uno fa, cioè l'essere umano non può farsi vincere per quello. Poi ho scritto anche che chiede perdono per questa sua debolezza a Gesù mentre lo sta inchiodando. Però questo è il minimo proprio per chiudere il pensiero e il filone che mi caratterizza e che credo caratterizzi tutti noi. È dedicato al 150° del Corpo degli Alpini il calendario storico dell'ANA 2022, mantenendo il formato classico, curandone ancor più la grafica, ciò che fu l'idea, nata nel 2009 e cresciuta negli anni. Il calendario non è ancora maggiorenne, ha solo la 14ª edizione, da 2 anni l'abbiamo condotto all'interno della redazione dell'Alpino per la realizzazione. Fu un'idea di Luigi Bertino che insieme alla casa editrice L'Editrice ne ha curato la pubblicazione fino a quest'anno. Il 2022 sarà un anno ricco di tanti eventi che ricorderanno, oltre all'attività tradizionale dell'associazione, proprio questo calendario con delle iniziative condivise con l'esercito e quindi col comando truppe alpine, e l'associazione ha deciso proprio di dedicare questo strumento, questa pubblicazione interamente a questo anniversario. Un calendario che ha allo stesso tempo un album fotografico, scatti a colori e in bianco e nero, alcuni addirittura inediti, che raccontano i 150 anni di storia del Corpo degli Alpini, dal 1872 ad oggi. Le foto storiche sono delle foto inedite che abbiamo scovato negli archivi,
Alcune hanno trovato posto in questa pubblicazione, altre troveranno posto nell'aspetto televisivo, nella sigla, alcune ancora in altre pubblicazioni che durante il 2022 verranno edite proprio per questo anniversario. Contiene anche una riproduzione del Regio Decreto di fondazione che venne firmato a Napoli. Sarà a Napoli anche la location dell'anniversario del 150° di fondazione e le celebrazioni culmineranno proprio nel mese di ottobre, quando verrà ricordata questa data. Il calendario storico 2022 può essere acquistato inviando una mail a l.editrice@libero.it oppure online dal sito internet www.ana.it.